chi ci aspetta oggi di ascoltare? Appunto, dopo il presidente Letta parlerà Roberto Siagri, definirlo dottor Roberto Siagri, dopo quello che avete sentito, è veramente riduttivo, però ha una splendida laurea in No, fisica teorica, sì, ma credo. dai, sì, sì. Quindi si sta parlando comunque di una formazione, che dire eclettica, è un inventore a tutti gli effetti. Vado a braccio perché non ho voluto, e ripeto, non è nello spirito della giornata, è meno accademica e più focalizzata appunto su dare degli scenari, diciamo, Certo, un po' diversi. Roberto è anche un imprenditore, ecco perché è qua, il ruolo per cui è qua è la sua anche grande capacità di impresa dimostrata sul campo, ve lo cercate in rete e lo capite da soli e da sole. La cosa importante è che fa del trasferimento tecnologico, di un tipo anche di rapporto con le nuove tecnologie, sia elementi di, diciamo pure, impresa, ma anche di una specie di, io la chiamerei quasi di quell'etica dell'intelligenza, insomma, di saper cercare di in qualche modo adattare, appunto, come si stava discorrendo prima, di prendere il meglio dove si trova, ma poi, come dire, metterlo a terra. Allora, nel contesto di questo grande serbatoio ideologico anche talvolta della sostenibilità, ma anche della sua necessità profonda, ci vogliono figure, secondo questa direzione editoriale, consentitemi l'espressione del master, che in realtà si rendano conto dalle parole come possono diventare possibilità, come si possa veramente arrivare a qualcosa che veramente porta dove il cuore ovviamente vorrebbe andare. E io sono dell'idea che figure come Roberto siano, come dire, indispensabili. E quindi ora cedo la parola, non voglio rubare più tempo perché, come avete capito, è un'altra delle persone che ci ha veramente regalato la classica finestra, che l'ha fatta solo alla fine perché ci rispetta molto. E quindi, Roberto, io ora veramente mi metto all'angolo e ti lascio la parola e hai tutto il tempo che vuoi, nel sì. senso che scegli tu. Noi fino alle 15:30 sicuramente abbiamo tempo. Comunque un'ora, un'ora e un quarto, vedi come puoi, ecco. Sì. Grazie. Sì, grazie, grazie Francesco. Volevo solo una informazione di servizio. C'è da fare una pausa o posso andare fino alla fine? Beh, puoi andare tu, conoscendoti, tu vai dritto fino alla fine, Sì, quindi sì, diciamo che io esatto. esporrei i corsisti a una bella cavalcata perché Va credo bene, che ottimo, riescano. Poi se ottimo, vediamo ottimo. segni di... siccome sono molto maturi, ti ricordo che è un master di persone non solo ultra selezionate, ma anche in uno stadio a molti avanzato della carriera, quindi dovrebbero aver acquisito grosse capacità di resistenza. Però se vedo Benissimo, dei segni o mi arrivano qualcuno, dei segnali, cerco io magari di prendere questi, bloccare 5 minuti. ottimo. Bene. Vai. Ottimo. Beh, sì, la chiacchierata di oggi è proprio sul tema della sostenibilità del pianeta, facendoci un po' di domande e poi provare anche a darsi delle risposte su questa questione qua. Dunque, vediamo se riusciamo ad andare avanti. Ecco. Sappiamo tutti che tutto sommato il pianeta ha dimensioni finite, dobbiamo cominciare a pensare che forse più che un pianeta è un'astronave questa qua nostra, ed è sempre più astronave, più la popolazione che cresce e crescerà, perché il trend è attuale di arrivare ai 10 miliardi entro il 2050. Di conseguenza bisogna fare i conti con queste risorse finite, invece noi tutti quanti abbiamo un po' di aspirazioni infinite. Cosa è successo? È successo che se andiamo a vedere gli obiettivi che si era posto l'ONU, di obiettivi dello sviluppo sostenibile, in questi anni si sono dimostrati più o meno non raggiungibili, anzi possiamo cominciare a dire che la maggior parte di questi obiettivi non verrà raggiunta. E forse ce n'è solo uno che forse verrà raggiunto, anzi probabilmente verrà raggiunto, che è il 9, Industria, Innovazione, Infrastrutture. Il che, da una parte potrebbe sembrare non interessante perché dici, beh, tutti gli altri non sono stati raggiunti, ma è anche un punto interessante di ripartenza.
Perché non sono stati raggiunti questi obiettivi e verrà raggiunto quello probabilmente dell'industria, innovazione e infrastrutture? Eh, Perché i problemi della crescita, quelli che stiamo evidenziando adesso come limiti alla crescita, e partiremo questo considerando come il punto zero, la partenza di tutto il ragionamento, i limiti della crescita sono legati ai modelli di sviluppo. Ci portiamo dietro un modello di economia lineare che è basato sul consumo, di conseguenza è basato sullo scarto. È un modello che più la popolazione aumenta, più la produzione di scarti aumenta, per cui è lineare, e tra l'altro l'aumento tenderà a incrementarsi perché volendo dare a tutti delle cose, queste cose dovranno essere fatte a costi sempre più bassi, con durata nel tempo probabilmente inferiore e di conseguenza con una quantità di scarto in crescita. Questo sta portando a tutte le problematiche che conosciamo, per cui abbiamo i vari problemi non solo dei rifiuti, ma poi dell'impatto ambientale che tutto questo modello di consumo ha, e oltre ai problemi relativi all'impatto ambientale, ci sono anche che dobbiamo riuscire a stare su questo pianeta in una maniera un po' diversa rispetto a come stiamo adesso. Dobbiamo cominciare a capire come gestire il problema dell'invecchiamento, dobbiamo lavorare di più sulla parte sanitaria delle malattie, c'è tutto il problema della fame che ancora non è risolto, c'è il problema delle guerre, per cui ci sono tante cose che vanno sistemate. Se da una parte il modello ha in parte rispetto al passato funzionato perché ha portato il pianeta nell'ultimo secolo a crescere in maniera esponenziale dal punto di vista della popolazione, c'è stata un'esplosione della popolazione che è legato anche al fatto che il modello in qualche maniera è riuscito a distribuire più ricchezza di quello di prima, di quello pre-industriale. Solo che quel modello industriale stesso adesso sta mostrando tutti i suoi limiti e dobbiamo trovare un nuovo modello post-industriale che riesca a gestire questa complessità. La complessità che oggi ci sta intorno è incredibile. Lo vediamo solo analizzando come funzionano i social network, anziché nel settore dei farma, l'interazione tra i farmaci e i geni, ma le stesse reti finanziarie come si muovono, oppure le reti addirittura di distribuzione dell'energia, sono tutte, qualunque cosa noi andiamo a guardare, scopriamo che dobbiamo gestire una complessità incredibile, dagli attacchi informatici, anziché tutto quello che succede dentro la parte proprio anche politica. Questi fenomeni non sono più lineari, sono tutti non lineari, sono molto complessi da gestire e ci servono dei nuovi modelli. E tra l'altro ci riempiamo tanto la bocca di sostenibilità, di economia circolare, ma in realtà se andiamo a guardare e ci chiediamo quant'è l'economia circolare del pianeta, quello che vediamo, e tra l'altro qui la proposta è di scegliere tra A, B e C, e come vedete già la proposta in sé dà come possibilità più ampia il 27,3% di economia circolare, in realtà l'economia circolare è il 7,2%. Vorrei anche ricordare che quando si parla di economia circolare non si intende il riciclo. Il riciclo non è economia circolare. L'economia circolare è cosiddetta dalla culla alla culla, cioè il prodotto ritorna al produttore, per cui il riciclo è uno stadio intermedio che non è
non si può ascrivere all'economia circolare, ma bensì a una migliore sostenibilità, a un miglioramento della sostenibilità, ma non è circolare. Per cui dall'economia lineare si passa a un'economia lineare con prodotti che durano un po' più a lungo, anche se sono pochi quelli che durano un po' più a lungo o sono molto costosi, per cui non adatti a tutti quanti, a un tentativo di riciclare quello che viene scartato dal modello industriale lineare o alla vera e propria economia circolare, e quella non c'è. 7,2% è troppo poco perché con 7,2% bisognerebbe avere a disposizione dagli 1,3 agli 1,5 pianeti. Il pianeta ne abbiamo uno solo, per cui dobbiamo sicuramente ripensare al modello di sviluppo. Il modello di sviluppo così com'è può tenere al massimo tra i 4 e i 5 miliardi di persone. E siamo tendenzialmente nella direzione dei 10, siamo già 8 adesso. Per cui se non vogliamo fare un pianeta con una popolazione di serie A e una di serie B e vogliamo invece dare un posto per tutti. C'è un'interruzione, prego. Attenzione ai microfoni, Enzo, ti prego. Scusami Roberto, vai. Bisogna cominciare a pensare che come riuscire a portare in circolare l'economia. Il problema non è di oggi, adesso magari sembra a noi sotto i riflettori negli ultimi anni o nell'ultimo decennio, però in realtà il problema è noto dagli anni 70, quando viene pubblicato questo libro, The Limits to Grow, su commissione del Club di Roma con presidenza Peccei all'MIT, e che chiede, sì, negli anni 70 perché, alla fine degli anni 60-70 perché c'è il grande boom economico di tutto il pianeta. C'è il grande boom economico e la domanda che si fanno al Club di Roma è: ma riusciremo a sostenere questa crescita? Ci sono dei limiti alla crescita e la simulazione che viene fuori da quello che si vede, il modello di simulazione dinamica del pianeta costruito dall'MIT porta a questo insieme di curve che in parte si possono interpretare. Cosa succede nelle materie prime, cosa succede nella popolazione, cosa succede dell'inquinamento, cosa succede della produzione e cosa succede del cibo. E come si vede, negli anni in cui noi ci troviamo adesso, c'erano già negli anni 70 previsti dei grandi problemi, con la catastrofe che arriva intorno, per quanto riguarda la popolazione, che arriva intorno al 2050, dove la popolazione comincia a decrescere velocemente e da arrivare da un picco intorno ai 10 torna intorno ai 5 miliardi, per cui con 4-5 miliardi di persone che vengono perse. Perché? Perché il consumo di materia è molto spinto, c'è il tema dell'inquinamento che sale, quell'inquinamento fa crollare la produzione di cibo e la conseguenza è che il pianeta si riassesta su una popolazione di 4-5 miliardi, che guarda caso è quella di equilibrio col modello attuale. Questo è lo scenario business as usual. Il modello era stato criticato allora perché i critici al modello avevano detto: beh, forse voi avete sottostimato la quantità di materia disponibile, e il paradosso è che se ci fosse più materia si raggiungerebbe ancora prima il problema. Per cui non è la quantità di materia il nocciolo della questione, è l'uso della materia il nocciolo della questione. Ci siamo dimenticati di questo problema, anche se il warning era già arrivato, ce lo siamo dimenticati. Adesso però, intorno al 2020, tra 2020 e 2030, i nodi stanno arrivando al pettine. E se non vogliamo trovarci in questa situazione di rapido declino a partire dalla seconda metà di questo secolo, bisogna che troviamo qualche rimedio. Per cui tutte queste curve ad oggi stanno dimostrando di essere consistenti con il modello. Qui quello che vedete è che apparentemente, se uno la guarda dall'uomo degli anni 70,
E dice, ma perché mi devo preoccupare? Tutto che va bene, tutto che sta salendo, è che come tutti i fenomeni complessi, i punti di disequilibrio poi basta un niente quando si arriva a dei punti critici per spostare il trend da una parte non voluta o non desiderata. Per cui nonostante la popolazione cominci a crescere, tutti gli altri indicatori cominciano a scendere, tutte le altre quantità cominciano a scendere e alla fine quello che succede è che anche la popolazione scende. Insomma, i limiti allo sviluppo sono in qualche maniera originati da questo punto di vista, dall'inefficienza e dagli sprechi del modello. Cioè abbiamo un modello che ha avuto grandi pregi dal punto di vista della distribuzione della ricchezza rispetto ai modelli antecedenti, però gli sprechi non sono più in qualche maniera compatibili con la quantità di persone presenti. Per cui dobbiamo interrogarci sul modello di produzione. A tale proposito, Giarini, che era parte del Club di Roma, Orio Giarini, che è considerato un po' il papà dei servizi avanzati, di cui parleremo poi durante questa oretta, si pone, è del Club di Roma, conosce bene i risultati dei limiti alla crescita e si pone delle domande. E alla fine arriva a una conclusione. Tra l'altro il libro lo scrive con Walter Stael, che è poi il papà dell'economia circolare, e risponde ai limiti alla crescita con il libro negli anni 93, I limiti della certezza, in cui, dove discute invece della possibilità di un nuovo modello economico basato sulla service economy, in realtà new service economy, lei intitola, io dico servizi avanzati, per distinguerli dai servizi, quelli classici come noi vediamo i servizi, e quello che lui alla fine, la sua conclusione è che non è la fine della crescita economica, è solo la fine di un certo tipo di crescita economica. E oggi siamo in questo punto in cui stiamo cercando di tenere su un modello che non ce la può fare, per cui stiamo cercando di mettere le pezze a un modello che non ce la può fare, ma non abbiamo il coraggio di prendere la strada del nuovo modello, di un modello nuovo che potrebbe continuare a farci crescere in maniera sostenibile. E questo è un po' il preambolo della cosa. Adesso, l'idea di capire perché, se fino a poco tempo fa la cosa non era così facile da prendere, da seguire, o perlomeno non era facile impostare un modello di produzione diverso da quello che conosciamo, come invece la tecnologia ci stia dando gli strumenti per cambiare il modello di sviluppo. E poi arriveremo a vedere che poi però è più un problema umano decidere se vogliamo cambiare o no. La tecnologia cosa ha fatto? La tecnologia è sempre stata in accelerazione, e se vediamo quello che è successo da quando sono arrivati i calcolatori, l'accelerazione è stata incredibile, perché se dagli anni 50, 40, 50 dello scorso secolo, quando arrivano i calcolatori, siamo oggi arrivati a discutere di intelligenza artificiale, c'è tutta la rivoluzione che sta portando nel settore dell'intelligenza artificiale. Fra poco arriveranno le tecnologie quantistiche e i calcolatori quantistici. Il calcolo sta diventando abbondante a bassissimo costo, così come anche la capacità di storage, di memorizzazione dei dati. Insomma, la situazione è totalmente diversa dal passato. Sta di fatto che un libro che scrive Kurzweil, The Singularity is Near, la singolarità è vicina, che è un libro dell'inizio di questo secolo, dice, beh, in questi 100 anni assisteremo a 20.000 anni di progresso. Quando qualcuno leggeva quel libro 25 anni fa, poteva anche sorridere e dire, ma come no, ma non è possibile. Adesso, con quello che stiamo vedendo, con il ritmo che stanno prendendo i nuovi sviluppi della tecnologia, in realtà questa cosa è molto più visibile. Tra l'altro ha appena pubblicato la parte, se volete, la rivisitazione
la singolarità è vicina, con il nuovo titolo la singolarità è ancora più vicina adesso che c'è l'intelligenza artificiale. Solo che le curve esponenziali hanno le crescite esponenziali hanno questa cosa che a noi umani sfugge, che all'inizio sono molto, molto lente, si fa fatica a vederle. In questo grafico ho cercato di rappresentare in scala millimetrica, in realtà da 1 a 200, e quello che vedete è che il progresso dello scorso secolo, che è più o meno 1 millimetro, anche un po' meno di 1 millimetro, ecco, non è niente rispetto ai 200 di progresso, perché sono 200 volte il progresso in cui le persone che vivranno questo secolo esperienzieranno. Per cui sono 200 anni di progresso compressi in 200 secoli di progresso compressi in un secolo, questi 20.000 anni di cui dicevo prima, e se sempre su scala esponenziale, se andiamo a vedere in questi 25 anni quanta roba abbiamo fatto, 25 anni corrispondono più o meno a circa 100, diciamo tra i 25 e i 30 anni corrispondono allo scorso secolo, cioè in 25 anni abbiamo compresso soltanto un secolo, quasi un secolo. Questo vuol dire che dobbiamo comprimerne altri 199, ne comprimiamo altri 4 secoli da qui al 2050, però poi arriveremo a 500 anni, poi quando si arriva intorno ai 500.000 il ritmo diventa visibile e c'è questa curva che vedete che si farà notare in maniera importante nella seconda metà del secolo. La curva tecnologica è in forte crescita, continuerà a crescere. Vi dicevo, questi primi 25, 25, 27 anni sono circa un secolo dello scorso secolo, e poi arriveremo a tutto questo ulteriore progresso. Davanti a noi, per cui abbiamo un secolo dal punto di vista dello sviluppo meraviglioso. Le crescite esponenziali, mi fermo un attimo su questa crescita esponenziale, perché dobbiamo essere coscienti come umani che abbiamo un bias, noi non riusciamo a capirle. Il nostro cervello è lineare, per questioni di sopravvivenza a breve non riusciamo a vedere l'esponenziale. La natura ci ha tolto questa possibilità di vederlo. Sta di fatto che se noi ci facessimo questo esperimento mentale di prendere un foglio A4, di cominciare a fare una prima piega, poi piegarlo di nuovo su se stesso per una seconda, per una terza volta, e ci facessimo questa domanda, dopo 50 pieghe, non è possibile in realtà fisicamente riuscire a fare 50 pieghe per questioni della curva del foglio, ma al di là di questo problema matematico, mentalmente ce lo possiamo immaginare, e ci chiediamo quanto sarà lo spessore che il foglio raggiunge, queste pieghe di foglio raggiunge, lo spessore raggiunto dal foglio piegato dopo 50 pieghe su se stesso. E già la prima risposta, 112 metri, sembra già una cosa impossibile. 112 chilometri ancora di meno, 112.000 chilometri sembra del tutto fuori di ogni considerazione, 112 milioni di chilometri, dice, ma come? E in realtà sono 112 milioni di chilometri. È un 2 alla 50, per cui per certi aspetti, se uno lo fa con la carta e la penna, il conto è semplice. Però noi come umani facciamo fatica a vedere questa roba qui, questo 2 per 2 per 2 per 2 per 2 moltiplicato 50 volte è la distanza dalla Terra al Sole. Per cui un foglio A4 piegato su se stesso 50 volte dà questo spessore. Questo è il tema del perché sono sfuggenti le tecnologie, perché le tecnologie sono esponenziali e noi tendiamo sempre a sottostimare a breve o sovrastimiamo in realtà a breve l'impatto, perché ragioniamo come lineari, e una curva lineare a breve sale più velocemente di quella esponenziale, per cui come umani tendiamo a sovrastimare a breve e sottostimare a medio-lungo. E questo è il nostro bias, perché siamo fatti così.
ci aspettiamo che le cose arrivino troppo velocemente, in realtà arrivano più lentamente, ma quando arrivano con effetti che noi non riusciamo a immaginarci. Ed è questo fatto dell'esponenziale ingannevole poi è un po' la storia dell'inventore della scacchiera e del re che deve premiarlo, e quando l'inventore della scacchiera chiede al re di essere premiato con un granellino sulla prima casella, 2 granellini sulla seconda, 4 sulla terza, 8 sulla quarta e così via fino alla fine, il re è quasi tentato di, raccontano le storie, di metterlo in galera dalla stupidità della richiesta. Dici, perché mi chiedi così poco quando potevi chiedermi tantissimo? In realtà il re non è in grado con la sua testa di valutare l'esponenziale, e appena si supera la seconda parte della scacchiera il numero di granelli esplode e sono 18 miliardi di granelli, che è la produzione mondiale di 2-3 mila anni, per cui che è un premio che non si può pagare. Ecco che gli effetti a breve sembrano ridicoli, appena poi questo esponente prende forza, sono incredibili. E dobbiamo ragionare sempre così con le tecnologie. Questi sono gli anni 70, questo è il meglio che si poteva avere negli anni 70. Cioè un'enciclopedia, io avevo da conoscere, un mangiadischi, una TV, una radio a transistor, forse una macchina da scrivere, un telefono e la calcolatrice, una calcolatrice che in realtà quasi anni 80, quella calcolatrice, una Sì, la calcolatrice Texas che ci hai messo lì. Texas 58, la mia T58, perché non avevo i soldi per la Hewlett Packard a notazione polacca inversa. Per noi poveri c'era la Texas Instrument, per gli ingegneri ricchi c'era la Hewlett Packard con la notazione polacca inversa. E quello che succede è che da questo miracolo per me delle tecnologie degli anni 70, qualche centinaio di operazioni al secondo programmabili con quella memorietta che vedete, in realtà fatte con cosa? Con una integrazione ancora bassa, c'erano ancora le valvole, c'erano i primi transistor, c'erano dell'integrazione a bassa scala, per cui si potevano integrare pochi transistor su un chip. E in pochi anni si arriva agli anni 80 con un'integrazione più su larga scala, addirittura con very large scale, VLSI, very large scale integration, di transistor se ne possono impacchettare tanti, e cominciano ad arrivare ogni roba, ogni ben di Dio, solo che si volevano tanti soldi per avere sta roba, perché questi sono i costi storici. E la videoconferenza addirittura era proibitiva, $250.000 per un sistema di videoconferenza, e anche il GPS era proibitivo perché eravamo a più di $100.000 per il GPS. La macchina fotografica digitale, la camera era sui $2.000, per cui qualcuno se la poteva permettere, anche la telecamera sui $1.000, l'enciclopedia qualcuno anche qui se la poteva permettere, $1.400 di allora. Tutta questa cosa portava a un ammontare storico di $380.000, che, guarda caso, tutta questa cosa qui ad oggi costerebbe, attualizzando, tenendo conto dell'inflazione, $1.100.000, visto che siamo quasi vicini alla parità, diciamo 1.100.000 di euro mal contati. Da €1.000.000 in una trentina d'anni, anche meno, siamo passati a €360. Per cui tutta questa cosa oggi noi ce l'abbiamo dentro un cellulare, con un grande regalo, con un regalo di $45 milioni che ci viene regalato, per cui con €360 ci hanno dato 1.100.000 degli anni 80, più ci hanno regalato 45 milioni degli anni 80, attualizzati in realtà 11 milioni degli anni 80, che era il costo del CREI, perché la potenza di calcolo di uno smartphone oggi è superiore alla potenza di un supercalcolatore di quegli anni, che costava sugli 11 milioni di dollari di allora, che attualizzati sono 45 milioni di dollari. Per cui noi ci portiamo in tasca 46 milioni di dollari mal contati degli anni 80.
questa è la smaterializzazione che le tecnologie hanno potuto effettuare. E se lo guardiamo dal punto di vista dei prezzi di un calcolatore come l'iPad, questo grafico che è su scala logaritmica, per cui sarebbe è una curva esponenziale decrescente, però voglio dire esponenziale, per cui gli effetti sono incredibili, perché si sta parlando che si parte da numeri che hanno, se vedete, 15 zeri, per cui stiamo parlando da numeri sopra il trilione, da trilioni di dollari. Cosa vuol dire questo grafico? Che se portiamo l'iPad indietro come potenza di calcolo e avessimo voluto costruirlo con le tecnologie degli anni 50, ci sarebbe voluto più qualche decina di trilioni di dollari per costruirlo. Poi questo iPad, la potenza di calcolo dell'iPad, come vedete, ogni circa 10 anni si disintegra il prezzo, perché arriviamo poi negli anni 80 che siamo appena sopra i 100 milioni di dollari per avere un iPad. E tra l'altro faccio notare, tra gli anni 70 e gli anni 90, che è i 2 libri di cui vi ho citato, e negli anni 70 non era quasi pensabile il digitale, perché ci volevano centinaia e centinaia di milioni, se non miliardi, per avere una potenza di calcolo come quella dell'iPad del 2010. E anche quando Giarini scrive il libro sui servizi avanzati, il costo, siamo negli anni 90 e stiamo parlando di milioni di dollari per avere un iPad. È già sceso di tanto, perché dai trilioni di dollari degli anni 50 siamo arrivati al milione di dollari. Poi arriviamo nel 2010 che costa un migliaio di euro o di dollari. Arriviamo nel 2020, io ho preso un altro dispositivo, giusto per non prendere sempre Apple, ho preso un Galaxy A54 e siamo a meno di $1 per avere la potenza di calcolo dell'iPad. Capite che con questo tipo di riduzione dei costi del digitale, calcolare diventa più facile. È più facile portare il digitale dentro le cose. E se lo guardiamo dal punto di vista della materia, per fare un iPad negli anni 50 sarebbero servite 26 milioni di tonnellate di materia. Per farlo con le tecnologie attuali, siccome è 1000 volte più potente un Galaxy A54 dell'iPad del 2010, ci basterebbero 0,2 grammi, da 26 milioni di tonnellate a 0,2 grammi. È chiaro che sono un po' mal contati, si è mescolata tanta roba, ma questo vi fa capire l'ordine di grandezza della compressione di materia e di energia che c'è stata in questi anni. Tanto per capire, se a sinistra vedete i transistor che erano degli oggetti che negli anni 60, 70, 80 erano di quelle dimensioni, adesso siamo arrivati qualche anno fa ad averne 300 milioni per millimetro quadrato. 300 milioni. Ormai abbiamo dei chip che hanno miliardi di transistor, tanti miliardi di transistor. Questo ha portato tutto il fenomeno della digitalizzazione che conosciamo, per cui da pochi transistor su un palmo di mano a miliardi di transistor su un palmo di mano. Questa produzione di calcolo poi ha prodotto dati, perché la possibilità di mettere i computer dappertutto e la possibilità di digitalizzare la rete di comunicazione ha permesso di produrre tantissimi dati, un diluvio di dati che ormai si misurano con questa roba che è il zettabyte, che sono 1000 miliardi di byte, un zettabyte. La produzione per quest'anno ormai supera i 175, supererà i 175 zettabyte, e di cui la metà prodotta dall'Internet of Things, cioè dalle cose connesse. Pensate che questa copertina, diluvio di dati, che era il titolo di questa slide, è presa da questa copertina dell'Economist,
che è del 2010. Guardate, si parlava di diluvio di dati quando, visto che la crescita è esponenziale, quando il 2010 su questo grafico che riporta i dati fino al 2025 quasi non c'è. Ma del resto, se avessimo fatto questo grafico dal 2000 al 2010, avremmo visto di nuovo una crescita come questa esponenziale. Ormai produciamo ogni 2 giorni la quantità di dati che l'umanità ha prodotto dalla storia, dall'origine dei tempi al 2005, per cui abbiamo questo tasso di produzione di dati. Se ci sono tutti questi dati da gestire, i cervelli connessi non bastano, supercomputer da soli non bastano, perché ci sono troppi dati da trattare, perché i supercomputer hanno bisogno dei cervelli connessi, cioè il supercomputer elabora qualche cosa che è frutto di un algoritmo prodotto da un cervello, ma ormai gli algoritmi non riusciamo più a produrne abbastanza come umani per poter gestire questa cosa, questo big data. Abbiamo bisogno di macchine che automaticamente producano algoritmi di analisi, perché in realtà l'intelligenza artificiale non è altro che una maniera per guardare all'algoritmo in maniera, come posso dire, come se senza avere l'algoritmo riuscissimo a capire cosa c'è dentro, per cui facciamo come umani l'algoritmo di intelligenza artificiale, il quale poi si autoadatta sui dati che ha a disposizione. E ancora non è sufficiente, probabilmente non sarà sufficiente per risolvere i problemi alla scala attuale, ed è per questo che servono anche le tecnologie quantistiche. Quella curva, quella esplosione, quella riduzione logaritmica dei prezzi ha di contro, la contropartita è una esplosione delle potenze di calcolo, per cui una curva di nuovo su scala logaritmica che dice in funzione della tecnologia che potenze di calcolo siamo riusciti a produrre. A che cosa? Questo grafico qui, sempre su scala logaritmica, dice con 1.000 euro che cosa si poteva comprare e che cosa si potrà comprare. Si poteva comprare un decimillesimo di operazione all'inizio del Novecento, che significa che mi servivano 10 milioni di euro per comprare una operazione. Allo stadio attuale, intorno al 2024, 25 dove siamo adesso, in questa area qui, dove stanno anche arrivando i computer quantistici, anche se adesso siamo ancora di fronte ai computer massivamente paralleli al silicio, su basi classiche, si può riuscire a comprare, non dico ancora una mente umana, ma siamo molto vicini, perché una mente umana ha una potenza di calcolo stimata intorno qualcuno tra il milione di miliardi e un centinaia di milioni di miliardi, però siamo in quest'area qui e oggi riusciamo a fare di più, tra l'altro, del cervello umano, però il costo non è esattamente 1.000, questo grafico qui degli anni 2000. 25 anni fa era stato previsto che si sarebbe arrivati a farlo costare 1.000 euro, in realtà siamo a $3.200, con una stima fatta 25 anni fa che sbaglia non di ordini di grandezza, ma di un fattore 2 o 3, è qualcosa di molto, che fa capire come si possono prevedere alcune cose anche per il futuro. Ormai abbiamo potenze di calcolo che hanno superato quelle del cervello umano, non necessariamente a 1.000 euro, ma siamo lì. E fra poco arriveremo entro il 2050 ad avere, anche forse prima con i computer quantistici, ad avere con 1.000 euro la potenzialità di calcolo di tutti i cervelli umani presenti sulla Terra. Questo è il trend, per cui ne vedremo delle belle dal punto di vista degli sviluppi delle intelligenze artificiali, di cui siamo solo all'inizio. E grazie all'intelligenza artificiale e fra poco all'intelligenza artificiale generalizzata e anche al contributo delle tecnologie quantistiche che porteranno nuovi modelli di intelligenza, si potrebbe già farli con i modelli attuali, bisognerebbe sforzarsi di fare nuovi modelli
di intelligenza diversa da quella nostra, perché forse noi siamo limitati dal nostro linguaggio, dal nostro modo di pensare al mondo, bisognerebbe avere qualche criterio diverso per pensare al mondo, però voglio dire, questo ci aiuterà ad avere una visione diversa del pianeta e forse aiutarci a prendere la strada giusta per costruire un'astronave che si autosostenga. D'altra parte ormai le AI comunque dappertutto, qualunque oggetto intorno a noi ha delle componenti di intelligenza artificiale, che sia piccola, minima o grande, ormai i neuroni digitali sono dappertutto, adesso poi abbiamo anche le varie chat GPT, ma non soltanto, o anche Claude o qualunque altro tool con cui dialogare solo su smartphone, e tutto questo poi ha un'origine che da poco, dal 2017, quando nasce l'intelligenza artificiale generativa. E pensate, fino al 2017 non avevamo chiaro come fare queste cose come umani, e dal 2017 sappiamo come generare cose che abbiano senso per noi a partire da una base dati, e siamo solo all'inizio di questa storia. Tra l'altro questo sta portando queste grandi discussioni dentro il mondo dell'industria, soprattutto perché c'è la domanda sulle perdite di posti di lavoro, non perdita di posti di lavoro, cosa può succedere, cosa non può succedere. Sicuramente comunque non si può stare fuori dall'applicare intelligenza artificiale nel settore IT, che più o meno cosa ha a che fare con programmazione, scrittura di documenti e supporto ai clienti. Come vedete l'aumento di produttività è incredibile, perché più del 120% nella produzione di software, intorno al 60% sulla scrittura di documenti e intorno al 18, tra il 15 e il 20% nel supporto clienti. Questo significa che se andiamo a vedere quanto ci sarebbe voluto per avere questo aumento di produttività, considerando che l'aumento medio annuo in America e in Europa senza le AI in USA sarebbe dell'1,4%, in Europa dello 0,8%, stiamo parlando che con le AI stiamo guadagnando 47 anni ne recupera l'America, 88 anni l'Europa. Per cui l'Europa avrebbe tutti gli interessi ad adottare in maniera massiva le AI, proprio per ritornare a competere un po' di più, un po' meglio rispetto agli USA, perché con un boost del 66 riusciamo a recuperare tanto terreno. E non è solo il settore dell'IT che ha questi aumenti di produttività, visto che tutte le imprese hanno più o meno a che fare con il supporto clienti, tutte quante le imprese hanno a che fare con la scrittura di documenti, e in quasi tutte le imprese anche si programma. Per cui l'aumento di produttività, solo analizzando queste tre aree, tra l'altro, è incredibile. Allora la domanda è, ma siamo sicuri che c'è da usare l'intelligenza artificiale? Perché abbiamo visto che stiamo andando a sbattere contro il muro, per cui la domanda, visto che il futuro è più probabile, visto che oggi non ci sono dei dati che contraddicono in maniera definitiva il trend previsto dagli anni 70 nei limiti alla crescita, cioè oggi siamo ancora in una situazione in cui è uno scenario tra i più plausibili. Dimenticavo, nei limiti alla crescita ci sono più di uno scenario, sono una decina di scenari. Ci sono anche degli scenari che non portano alla catastrofe, però i scenari che non portano alla catastrofe hanno dentro dei parametri che ad oggi non abbiamo ancora inserito, e sono quelli di tecnologie di cattura del CO2 molto potenti, e oggi ancora non ce le abbiamo, una riduzione drastica del modello di consumo che oggi non c'è, un aumento di tutta una serie di servizi che non c'è ancora stata, per cui in realtà il modello del business as usual è ancora quello persistente, di conseguenza il muro c'è. Allora uno potrebbe pensare, sì, ma adesso tu mi dai le AI, a questo punto mi acceleri lo schianto, e così torniamo ai 5 miliardi.
In realtà, però, l'AI ci dà anche la possibilità di nuovi futuri che non sarebbero possibili in assenza di AI. Per cui qui la grande sfida è non di continuare a usare il modello o accelerare il modello per com'è, ma grazie al digitale, all'intelligenza artificiale, poter immaginare dei futuri possibili che erano impossibili fino a pochi anni fa e per cui forse conveniva rallentare lo schianto sul muro e anzi c'è qualcuno appunto che predicava la decrescita felice, ma io non credo che ci sia nella felicità, nella decrescita. Il tema è di capire se si può fare una crescita felice. E allora ritorniamo su quel tema dei limiti del modello. Allora, quello che dobbiamo fare, bisogna sempre partire dall'economia in realtà, e visto che tra l'altro all'interno degli obiettivi ONU, forse l'unica cosa che si intravede di buona è proprio il modello della parte, se vogliamo, industriale, della parte di innovazione, c'è da capire come con le tecnologie di oggi si possa riuscire a costruire un'economia che metta in equilibrio tutti, o perlomeno che faccia vincere tutti, che sia un'economia non a somma zero, ma un'economia sì, che non sia a somma zero, ma non a somma zero. Per cui in cui tutti possono vincere. Oggi avevamo un modello che era destinato, fino ad oggi, abbiamo dei modelli che sono destinati a far perdere uno dei tre, e di solito l'economia non può perdere perché sennò tutti stanno a casa, e la società non si può farla tanto perdere perché altrimenti non abbiamo chi ci consuma le cose, e chi ci perde oggi è l'ambiente. Però alla fine se perde l'ambiente perdiamo tutti. Però lo si vedrà più in là, cioè stiamo spostando il problema avanti. Come costruiamo questo modello? C'era questo signore, conoscete, che diceva non possiamo risolvere i nostri problemi con lo stesso modo di pensare che abbiamo usato quando li avevamo creati. E allora se noi ascoltassimo da bambino questo signore, forse potremmo anche pensare che grazie a queste nuove tecnologie, a queste tecnologie come l'intelligenza artificiale e fra poco le tecnologie quantistiche, forse possiamo fare un cambio di paradigma. D'altra parte il fuoco ci ha fatto fare un cambio, l'agricoltura ci ha fatto fare un cambio, il ferro ci ha fatto fare un cambio, tecnologia del ferro, tecnologia dell'industria, le tecnologie dell'elettronica ci hanno fatto entrare dentro la terza e anche in parte la quarta rivoluzione industriale. Siamo in grado di riuscire a fare un salto radicale. Ed è una domanda che dobbiamo porci, però per porcela dobbiamo anche sfidare la nostra visione lineare del mondo. Adesso siamo di fronte a tutte queste grandi innovazioni, dal cloud, all'internet delle cose, l'intelligenza artificiale, i robot collaborativi, ma ne possiamo mettere tanti, dai veicoli autonomi, la fermentazione di precisione, all'agricoltura verticale, stampa 3G, 5G. E se noi facessimo questa specie di analogia, e se queste cose fossero solo le gambe e la coda di un animale, che animale nuovo può venire fuori? E questo è sfida però la nostra capacità di previsione, che è lineare, perché sfido chiunque qui che sta ascoltando a pensare che dietro quella coda e quelle gambe ci sia stata una giraffa. Siccome non fa parte del nostro background comune, delle nostre visioni comuni, lì dietro noi vediamo sempre un cavallo, un asino, un qualche cosa che c'è familiare. E se venisse fuori una giraffa, cioè se tutte queste tecnologie sono qui per farci cambiare completamente le cose, qual è la giraffa? E in realtà non servirebbe neanche andare così lontano. Facciamo un'altra analogia. Supponiamo che la parte preindustriale siano delle uova da cui nasce un bruco, e questo passaggio è il passaggio dall'era preindustriale all'era industriale. C'è venuta fuori questa grande cosa, questo bruco. In realtà quello che stiamo facendo noi è, con una visione lineare, stiamo accelerando il bruco. Gli abbiamo dato uno skateboard, sì, per sicurezza gli abbiamo messo anche un elmetto, però poi, non contenti di avergli messo lo skateboard, terza rivoluzione industriale, gli abbiamo messo anche un motore, così si va più veloce, e adesso sappiamo che c'è il muro e gli mettiamo due motori.
cioè, due motori e il caschetto da solo forse non basta più per parare il colpo. Però dovremmo chiederci, no? Siamo sicuri che questa qua che questa sia una rivoluzione, o è una roba che in realtà dopo la prima abbiamo solo fatto non delle rivoluzioni vere e proprie, ma solo dei passaggi incrementali che hanno accelerato il modello di sviluppo, ma non hanno portato a una vero e proprio cambio di paradigma. A fin dei conti siamo sempre dentro il paradigma produttore-consumatore. E se facciamo un esperimento, se andiamo a vedere cosa succede in natura, in realtà in natura succede una cosa diversa. Il bruco non continua a ingrandirsi. A un certo punto il bruco va dentro un bozzolo e dal bozzolo viene fuori una farfalla. E se noi usassimo gli stessi criteri, con le tecnologie che abbiamo, cominciamo a trasformare questo bruco in una farfalla, quel muro probabilmente non lo prendiamo più, riusciamo a saltarne fuori, riusciamo a volare sopra il muro. Qual è il modello post-industriale? In realtà il modello post-industriale, la domanda c'è sul tavolo dagli anni 90, da quando Giarini comincia a parlare di questi, ma non è l'unico, di questi modelli nuovi che dovremmo cominciare a mettere in campo, ma che il progresso tecnologico di allora non permetteva assolutamente di realizzare. E cosa ha realizzato il modello attuale? Il modello attuale ci ha fatto mettere più veicoli per chilometro, cioè ci ha fatto fare efficienza operativa. Ma siamo sicuri che riusciamo a sostenere un modello che ha soltanto efficienza operativa? Se noi volessimo distribuire il benessere, quante auto dovremmo dare alle persone? Oggi ci sono circa 1 miliardo e 100 milioni di automobili nel pianeta con 65 milioni di chilometri di strade. Evidentemente il pianeta è finito, abbiamo 8 miliardi di persone e metà del pianeta non ha l'auto, non ha neanche di che mangiare. E se tutti potessero avere dei soldi da spendere, questo è quello che succederebbe in tutto il pianeta, non solo nelle grandi città. E allora la domanda che viene spontanea quando si vede questa roba qua, se tutti potessero avere, tutti quelli che distribuendo la ricchezza, tutti quelli che vorrebbero avere un'auto sono messi nelle condizioni di avere l'auto, siamo sicuri che possiamo sostenerlo? Allora la domanda è, ma cosa ci azzecca su questo il motore elettrico? Anche se ci fosse il motore elettrico, sì, non produrrai del CO2, ma la qualità della vita in queste condizioni qui sarebbe lo stesso, molto, molto bassa. Per cui la domanda è, siamo sicuri che è un problema di motorizzazione o un problema di robotizzazione? O è un problema di rendere le cose più autonome? E vediamo fra un attimo poi perché più autonome cambia. Perché se è un problema solo di motorizzazione, diamo per scontato che possiamo distribuire la ricchezza e possiamo dare a tutti un'auto. Quando ci saranno 10 miliardi di persone, 5 miliardi potrebbero avere un'auto. Se con 1 miliardo e 100 di auto già abbiamo i problemi che abbiamo, che problemi avremo con 5 miliardi di auto? Per cui va da sé che il modello di consumo come quello attuale non può distribuire la ricchezza, perché se la distribuisce crea altri problemi. Allora, quando si guarda un po' solo la motorizzazione e non la robotizzazione, è un po' guardare al dito quando il saggio punta alla luna. Evidente che la parte elettrica ha dei vantaggi dal punto di vista della robotizzazione e anche dell'inquinamento, ma se non robotizziamo ste robe, non ne saltiamo fuori. Perché? Perché se continuiamo solo a produrre beni per essere usati, c'è da una parte un problema industriale grosso sulla materia, dall'altra il problema della qualità della vita. Per capirlo, tra l'altro adesso il prezzo medio dell'auto è salito, è una slide di qualche anno fa, era 27.500, siamo più vicini ai 30.000 euro adesso, con un prezzo medio, con un peso medio di 1.400 kg. 19 saremmo andati vicino ai 20, siamo tra i 20 euro al chilo. Un'auto costa circa 20 euro al chilo. Peccato che ci danno tanti chili, non possiamo tagliarla a fette, ci danno tanti chili.
Se andiamo a vedere quello che ha fatto il digitale rispetto a quello che ha fatto l'industria automobilistica, è che se andiamo a farci la stessa domanda sullo smartphone, vediamo che il prezzo medio è 360 euro, il peso medio 180 grammi, 2000 euro al chilo. Questo che si capisce anche la differenza di redditività delle diversi tipi di economie, quelle più della parte del ferro rispetto a quelle tecnologiche. 2000 euro al chilo contro 20 euro al chilo, stiamo parlando di 100 volte, la differenza è 100 volte. Con un uso della materia molto più contenuto, perché potremmo dare a tutti un telefono, potremmo dare tranquillamente a 10 miliardi di persone il telefono, non succede niente dal punto di vista della materia. Il modello attuale, vediamo di capire, allora andiamo al nocciolo su questo prezzo al chilo. Perché il prezzo al chilo è il problema? Il modello di produzione è insostenibile perché vende al chilo. Sarebbe sostenibile se tutto andasse come è andato per il telefono cellulare, che da un sistema radio molto costoso si è passati a un sistema che non costa niente, che pesa anche poco. L'auto non si può comprimere di peso, non si riesce a comprimere di peso e di conseguenza è insostenibile perché che per venderla a tutti devo farla costare sempre di meno, devo andare a sfruttare tutta la materia in maniera fino a trovare i costi più bassi della materia, i costi più bassi del lavoro, devo riuscire a ridurre assomaticamente il peso perché non posso permettermi di farla costare tanto, solo i beni di lusso posso farli costare tanto, perché se la facessi costare tanto per andare in sostenibilità dovrei darla a pochi. Per cui ritorniamo che il modello di produzione che basa tutto sul prezzo al chilo non riesce a distribuire tanta ricchezza, o la distribuisce a pochi e lascia tutti nella miseria, se la distribuisce a tutti automaticamente va in insostenibilità. E questo qua è il grande dilemma. Cosa si fa? Però sembrerebbe, come si dice, di essere in un cul-de-sac, e quando si è in un cul-de-sac ci vuole un sac de cool. Però qui abbiamo un sacco di dati in realtà. Con un sacco di dati ce la facciamo. Abbiamo prodotto tantissimi dati e tra l'altro si vede già oggi con l'auto elettrica la difficoltà di vendere l'auto elettrica. È più facile vendere l'auto non elettrica rispetto a quella elettrica perché quella elettrica costa di più di quella non elettrica ad oggi. Dura anche molto di più, di conseguenza uno potrebbe dire sì, ti costa di più, ma dura di più. Sì, però non si riesce a vendere. Perché? Perché le auto elettriche dovrebbero essere robotizzate e date in uso, non più vendute. E bisogna trovare un nuovo modello. E dobbiamo assolutamente, come diceva Buckminster Fuller già a metà dello scorso secolo, per cambiare dobbiamo costruire un nuovo modello che renda obsoleto quello esistente. Qui si tratta di creare un modello economico che rende obsoleto l'esistente. E su questo però cominciano a entrare i fattori umani, perché la tecnologia c'è per passare da un'economia del tangibile, quella di consumo, a un'economia intangibile, che è quella più che altro d'uso. E quando noi abbiamo un cellulare stiamo usando le cose, usiamo la musica, non possediamo più i dischi, usiamo i film, non abbiamo più le DVD o le cassette, usiamo le cose, usiamo con modelli ad abbonamento tutta la parte media non ha più bisogno del tangibile per raggiungerci, è tutta intangibile. D'altra parte tutti i valori importanti delle società sono intangibili, però guarda caso il modello industriale dice che il valore è sul tangibile, quando in realtà tutto ci dice, la nostra natura umana ci dice che i veri valori sono intangibili. Riusciamo a fare questo passaggio dal tangibile all'intangibile? E se riusciamo a farlo, sapete cosa c'è? Che questo sacco di dati spacca questa connessione diretta dal costo al prezzo, perché se diventiamo da consumatori utilizzatori viene spaccata questa relazione, per cui l'aumento di prezzo al chilo non viene trasferito nell'utilizzatore, mentre un aumento di prezzo al chilo del prodotto si trasferisce con un aumento di prezzo di acquisto. Un aumento di prezzo al chilo potrebbe addirittura tradursi in una riduzione del prezzo d'uso.
Per cui questo cambio di paradigma è tutto umano, basato sull'umano, perché cambierebbe i modelli di produzione e li renderebbe molto più umani, molto più sostenibili, molto più meno alla ricerca dello sfruttamento di materia e di persone, e molto più dentro invece l'incremento la valorizzazione del valore delle persone e della materia, e porterebbe dall'altra parte e potrebbe portare a una riduzione del prezzo d'uso. Bisognerebbe fare una simulazione nuova rispetto a quella degli anni 70, che non sono ancora riuscito a convincere nessuno a fare, ma che toccherà fare a questo punto, per far vedere che si può creare un modello di sviluppo sostenibile, passando da un modello dal consumo all'uso, e che è automaticamente un modello circolare, perché essendosi il trasferimento di proprietà, le aziende sono costrette a pensare già fin dall'inizio di progettare il prodotto per essere riutilizzato alla fine vita. Di conseguenza il modello andrebbe automaticamente anche in circolare e farebbe guadagnare tra l'altro un sacco di soldi alle imprese. Per cui il tema è che non è facile cambiare l'atteggiamento mentale da tangibile a intangibile, cioè da prodotto a servizio, che è un servizio avanzato, che non è il servizio che siamo di solito abituati a vedere, perché i servizi che siamo abituati a vedere di solito sono prodotti camuffati da servizio. Nel concetto di servizio viene a scomparire il termine transazione, perché non è più una relazione, non è più una questione di transare un bene, ma è una questione di mettersi in relazione con gli altri. E i modelli, tra l'altro, tra tangibile e intangibile, sono come quelli dello smartphone, perché in parte un pezzo, anche se non siamo di solito costretti, perché molti contratti sono completamente di as a service, però compriamo un prodotto come uno smartphone e poi attacchiamo tanti servizi, per cui sono prodotti orientati al servizio, che è la prima fase della trasformazione. Poi abbiamo prodotti orientati all'uso, prendo il car sharing, per cui pago indipendentemente dalle performance di percorrenza, pago solo perché sto usando quell'oggetto, e poi passo a un modello di pago le prestazioni. Per esempio la fotocopiatrice non si compra più, si pagano le copie prodotte, non il tanto l'averla lì presente in ufficio, ma quante copie prodotte. Per cui questa qui è la parte finale della trasformazione, e dove andiamo sul modello di relazione. Io devo stare sempre in relazione con l'utilizzatore, mentre il modello transazionale, non avendo i dati a disposizione, doveva dire è roba tua, te la vendo, è roba tua, al massimo ti do una garanzia di 1 o 2 anni, però poi non voglio più saperne niente. In un modello di servizio sono continuamente in relazione con il mio cliente, che oggi è un utilizzatore, e ho bisogno però, per stare in relazione, ho bisogno di tantissimi dati. Per cui l'economia circolare in assenza di dati è difficile da realizzare, in assenza del digitale è difficile da realizzare, almeno con servizi a costi contenuti. E questo è per cui un servizio che chiamerei un servizio avanzato, non è più un servizio convenzionale, sono servizi avanzati per cambiarli, per in qualche maniera distinguerli un po' dai servizi che siamo abituati a vedere, che sono poco relazionali e sono molto transazionali, perché è il modello di produzione che contamina tutto. Se dal modello di produzione contaminiamo tutte le altre cose. Per cui il grosso cambio qui è che, grazie ai tanti dati, passare da un modello transazionale basato solo sulle motività a un modello basato sulla razionalità. Poi ovviamente le componenti emotive e razionali ci sono in tutte e due, però diciamo che nell'economia lineare prevale la componente emotiva, nell'economia circolare prevale la componente razionale. E il digitale, perché ha questo potere enorme di poter trasformare l'economia. Se trasformiamo l'economia in economia d'uso e di prestazioni, abbiamo raggiunto l'obiettivo che la riparazione ci interessa dei beni,
il riciclo e il riuso delle risorse ci interessa e la materia prima che scartiamo diventa molto, molto, molto bassa e a questo punto riusciamo a far rigenerare dai motori dell'astronave, rigenerare le materie. Per cui l'astronave Terra ha una capacità di rigenerazione, ma oggi la capacità di rigenerazione finisce alla fine di luglio, ai primi di agosto. Per cui da agosto in poi quello che scartiamo non riusciamo più a rigenerare, l'astronave non lo rigenera più. Dobbiamo riportarci dentro i parametri di rigenerazione che abbiamo. Per cui produzione digitale per me significa servizi avanzati. Qui, ecco, perché servizi avanzati? Perché l'obiezione, questi sono dati 2017, ma può darsi che siano anche aumentati, ovviamente, anzi sicuramente saranno aumentati per percentuale di servizio, e qualcuno potrebbe obiettare dicendo che siamo già con i servizi, per questo che dico che chiamiamoli servizi avanzati. Perché il PIL è prodotto ormai a livello mondiale dal 63% di servizi. Per cui il mondo sta andando verso i servizi, solo che sta andando verso servizi con prodotti che non sono stati prodotti per essere trasformati in servizi. Di conseguenza si portano dietro la tara di prodotti per consumatori e non per utilizzatori. Noi dobbiamo in qualche maniera mettere questo anello mancante nella filiera industriale per far sì che la circolarità cominci a salire sopra il 7,2% e passare da un modello di produzione industriale a un modello di produzione industriale. Ma noi abbiamo le tecnologie, il cambio di modello dipende solo dalla volontà umana a questo punto, non dipende più da altri fattori. Se mentre prima potevamo dirci, o come anche si interrogava Zarini, che era preoccupato che il progresso tecnologico non fosse così rapido, non era così rapido per poter permettere il cambio, oggi è possibile con la disintegrazione dei prezzi del digitale, inteso come calcolo, comunicazione e storage, è tale che questa roba si può fare. I servizi avanzati sono alla porta. Sta di fatto che ormai cominciamo a vedere parecchie pubblicità comunque di prodotti che vengono dati solamente in uso, ma bisogna farlo su scala molto più rapida. Perché questo digitale può fare questo miracolo? Lo vediamo adesso. Internet of Things, dati, intelligenza artificiale. Perché ho bisogno di tutte queste cose? Allora, con l'internet delle cose cosa è successo? Che tutte le cose sono con i prezzi del digitale così basso, sono connettibili, si possono connettere a internet, per cui il mondo reale può avere un suo gemello digitale nel cyberspace, nello spazio digitale. Per cui nello spazio digitale, possiamo chiamarlo anche metaverso se organizzato come modelli, come gemelli digitali, posso avere dei gemelli digitali del mondo reale. Per cui ho una copia, il professore direbbe che ho un isomorfismo tra il mondo reale e il mondo digitale, e riesco ad avere una copia digitale del mondo reale. Più precisa è questa copia, più il gemello è vero, più facile è cambiare i modelli. Questa copia del mondo reale sul mondo digitale mi permette di vedere il mondo a realtà aumentata, per cui una migliore comprensione del mondo. Questo mi permette di superare le limitazioni dei nostri sensi, di superare il tema della non ubiquità che abbiamo e ci rende praticamente ubiqui e ci rende capaci di vedere cose che i cinque sensi non ci danno. Un'altra cosa incredibile dei gemelli digitali è il tempo. Il tempo. Per noi umani il tempo il tempo sfugge, ci sfugge, avere dei ricordi oggettivi del passato è abbastanza difficile. Noi abbiamo ricordi soggettivi del passato, mentre grazie ai gemelli digitali, storicizzando tutti gli eventi, abbiamo una visione oggettiva del passato. Se noi abbiamo una visione oggettiva del passato, noi possiamo fare delle previsioni di futuro. Perché i modelli di servizi hanno questo, e quando Zarini scrive i limiti della certezza,
prima non ve ne ho parlato, ma il problema dei limiti di certezza è perché il modello industriale ha bisogno di certezze. Perché deve vendere il prodotto? Deve vendere il prodotto perché lui non ha certezza su cosa succederà in futuro del prodotto, di conseguenza non è in grado di gestire quelle incertezze, deve fare un modello transazionale in cui transa la proprietà. Lo stesso Ford scriveva che Ford vendeva auto, che se lui potesse aver fatto tutto quei servizi avrebbe fatto un sacco di soldi, però non poteva vendere una roba che si rompe, non si può vendere non si può, cioè, scusate, dare in uso una roba che si rompe, una roba che si rompe si può solo dare in uso, in vendere. Se invece la roba non si rompe, si può dare in uso, o perlomeno una roba che si può rompere, io sono in grado di capire quando si rompe, la posso dare in uso, perché sono in grado di gestire la qualità del servizio. Per cui la quality of service o quello anche il livello di servizio che sono in grado di erogare deve essere controllabile. Il digitale ci permette di fare questa cosa qua. Il controllo del tempo è quello che ci permette il tempo significa quello che è successo nel passato, mi permette, grazie ai dati presenti, di avere una previsione a breve di futuro, per cui riesco a dare in uso le cose. Senza contare che c'è anche una coppia di noi là di là, per cui la telemedicina o la medicina o la sanità potrebbe avere dei giovamenti incredibili dai nostri gemelli digitali. La gestione del tempo è tutto. Nel settore industriale significa che sono in grado di progettare meglio, sono in grado di fare previsioni di futuro, soprattutto grazie all'intelligenza artificiale che è in grado di analizzare la massa di dati che viene prodotta. Per cui, oltre all'ottimizzazione delle risorse, che è lo stadio attuale, si potrebbe passare alla gestione dei rischi, e se noi riusciamo a passare a una gestione del rischio, la gestione del rischio automaticamente ci permette il cambio di modello. I limiti della certezza sono questa roba qua. Il cambio di modello dall'industriale al post-industriale ai servizi avanzati è solo possibile se siamo in grado di gestire i rischi dell'uso, e i rischi dell'uso si possono gestire grazie alle tecnologie digitali e all'intelligenza artificiale. Ed è questa bella roba del metaverso industriale. Quindi il metaverso industriale, che possiamo definire come spazio virtuale fisicamente persistente, e realtà fisica virtualmente amplificata. Queste cose ci permettono di cambiare il modello e poter passare a un modello d'uso. Il modello d'uso automaticamente circolare, i dati per cui sono gli abilitatori della trasformazione, con l'intelligenza artificiale possiamo passare da consumatori di cose a consumatori di dati, diventando consumatori perché qualcosa dobbiamo consumare. L'importante è non consumare cose, se consumiamo dati questo è molto molto più sostenibile. Tra l'altro la direzione è ancora più va proprio da quella parte, perché abbiamo detto una cosa: ci serve la robotizzazione dell'auto. Se andate a vedere adesso cosa sta succedendo è che adesso si sta parlando dell'intelligenza artificiale nei robot, i robot umanoidi, oppure l'intelligenza artificiale dentro l'auto diventa un robot, e la parte di assistenti, di quelli che si chiamano gli agenti, assistenti nostri gemelli digitali in grado anche di agire per noi, e per cui assistenti basati sull'intelligenza artificiale. Queste due cose, gli agenti digitali e i robot umanoidi, potranno portarci a fare questo salto dentro questa economia dei servizi avanzati. Per cui non è solo la nuova frontiera, come titolava l'Economist, è anche una inevitabile necessità. E secondo me è proprio vitale non solo per il nostro progresso, ma anche per la nostra sopravvivenza. Per cui poi l'altra copertina dell'Economist di qualche anno fa, se è un angelo o un demone, io credo che sia un angelo, però è solo il problema di dove la uso. Se la uso dentro il modello attuale potrebbe essere un demone. Se la uso per fare un nuovo modello è l'angelo che ci salva, che ci fa volare, che ci fa
ci permette la trasformazione di cui abbiamo bisogno. Per cui, come io vedo la quarta rivoluzione industriale, la vedo in due mosse. La prima mossa, l'industria 4.0, in cui vado a cercare efficienza operativa, ma sono anche in grado di digitalizzare, cioè con l'Internet delle cose produco una montagna di dati. In qualche maniera comincio a portare questo baco dentro il suo bozzolo, dentro la crisalide, e con la massa di dati che ho, e grazie alla possibilità, massa di dati prodotta dall'Internet delle cose, e la possibilità che mi dà l'AI di analizzare e rendere fruibile, veramente fruibile, questa massa di dati che ho buttato nel bozzolo con l'industria 4.0, da questo qua posso tirar fuori un nuovo modello, che è un'economia basata sul risultato, un'industria 4.0, un'industria 5.0 che per la comunità europea, per la definizione di comunità europea, è che porti vantaggi a tutti, che è quello che abbiamo detto prima, cioè è un modello win-win-win. È un modello win-win-win, io non ne ho trovati altri che non quelli dell'economia del risultato. Cioè dei servizi avanzati, chiamatela outcome economy, economia dei servizi, chiamiamola servitizzazione dei modelli, si può chiamare in tante maniere. Questo è il secondo passaggio, e a questo punto, con questo passaggio riusciamo a sostenere tutto. È come se il nostro smartphone agisse come una bacchetta magica di cui Harry Potter sarebbe molto invidioso, perché abbiamo una potenza in mano incredibile. Tutta la tecnologia del digitale potrebbero fare questa trasformazione dell'auto all'auto senza pilota. A questo punto dal mio smartphone chiamo l'auto, mando via l'auto, per cui quella bacchetta magica che faceva comparire e scomparire le cose, ce l'abbiamo, ormai ce l'abbiamo, abbiamo la nostra bacchetta magica, quella possiamo darla a tutti, non soltanto ai maghi. Tutti possono avere questa bacchetta magica per poter trasformare in sostenibile l'economia del pianeta e non farci schiantare contro il muro. D'altra parte, un'auto di proprietà viene usata per il 4% del tempo di possesso. Non possiamo permetterci, con 10 miliardi di persone, di buttare via così la materia. E non possiamo neanche permetterci di creare un'industria che non sia a misura d'uomo per la ricerca del minimo costo di produzione. Un 95% di efficienza non è possibile, non si può. Non è etico, ecco, non è etica sta roba. Allora la servitizzazione, che è cominciata con la fotocopiatrice, perché da quando la fotocopiatrice non si è più rotta, non l'hanno più venduta. Tra l'altro stanno anche tentando di non venderci più le stampanti, se le fanno comprare a prezzi molto bassi per venderci i consumable, per cui la parte che consumiamo non è più la macchina. La macchina deve durare più che si può, perché devono farci consumare un'altra cosa. È già un miglioramento. Ci vendono almeno un pezzo che non si rompe più facilmente, ma che consumiamo l'inchiostro, e quello un po' di inchiostro dobbiamo consumarlo per stampare ancora per un po', fintanto che non diventeremo completamente connessi al cloud, e forse non ci servirà. Per cui la macchina, se noi ci andiamo a vedere quando è che la macchina la fotocopiatrice si è trasformata da prodotto di servizio, vedremo che quando ha smesso di rompersi si è trasformata da prodotto in servizio. Una cosa che non si rompe ovviamente non si può vendere, se no non me la rivendi più un'altra volta. E la domanda che ci facciamo è: in che modo l'auto autonoma è un'economia? Beh, guardate, se cominciate a fare dei ragionamenti, oggi non abbiamo il tempo, potrete disintegrare una quarantina di modelli di business attualmente presenti. In tutti cambierà completamente la nostra vita dal punto di vista della gestione dei bambini, degli anziani, del cibo, dell'uso degli hotel anziché dei treni, anziché degli aerei, anziché dei parcheggi. Cioè, cambierà veramente tutto, ma anche rivitalizzerà i negozi di prossimità, rivitalizzerà i ristoranti di prossimità, quelli che magari oggi non riescono a spostare perché con l'auto a guida autonoma tutti avranno una capacità di logistica uguale a quella di Amazon di oggi. Per cui tanti business cambieranno. In più,
con i robot dentro la fabbrica, ma con un modello di servizio e avendo un'economia non più in push ma in pull, avremo bisogno poi di tutte le nostre, delle persone dentro il circuito dell'economia, ma dentro il circuito dei servizi che è fuori dalla fabbrica, che è completamente automatizzata, ma che entrano nella gestione dei prodotti, cosa che invece in un modello industriale push perderemo le persone da dentro la fabbrica e non li avremo più da lavorare neanche fuori, ed è questo il grande dilemma delle AI. Se visto dentro il modello push è sicuramente non molto umana, se vista dentro un modello pull invece è la più umana che ci sia. Per cui le cose sono buone o cattive soltanto per come le guardiamo. Se guardiamo tra l'altro la servitizzazione, succede che con l'aumento della vita del prodotto abbiamo bisogno di tantissimo personale, riduciamo la quantità di energia che ci serve, perché non dobbiamo riprodurre ogni volta un prodotto, ma dobbiamo tenerlo in vita. Per tenerlo in vita ci serve personale qualificato, per cui barattiamo energia con posti di lavoro. Per cui anche il modello dal punto di vista energetico contiene l'energia, perché produco di meno e ho più persone per allungare la vita del prodotto. Tutti i modelli di servizio avanzato, per cui sarebbero più nella direzione dell'umano. E se andiamo a vedere anche sui paradigmi, se si servitizza, cioè se si passa ai servizi avanzati, la domanda che ci facciamo, il più basso costo della materia è importante? No. Serve l'alta qualità. Il più basso costo del lavoro è importante? No. Serve l'elevata professionalità. Serve delocalizzare? No. Serve la vicinanza ai clienti. Per cui è un modello che recupera la centralità degli umani, il nuovo modello. È un modello di produzione in cui tutto vincono, in cui l'umano è al centro. Tra l'altro, questo modello si può applicare anche a cose che sembrano apparentemente poco digitali, come il guardaroba, ma il guardaroba per la produzione di vestiti è molto inquinante, produce tanto CO2 e c'è questa società americana che in qualche maniera che è partita con questa idea del guardaroba as a service, e con 150 euro di abbonamento al mese, questi 150 euro di abbonamento al mese corrispondono più o meno a $30.000 di acquisti, perché poi i vestiti si usano poco, si tengono sempre negli armadi, per cui c'è un grosso immobilizzo di materia dentro, di materia che ha consumato energia e ha prodotto CO2 e che poi non viene usata. Mettendo di nuovo in uso queste cose si può praticamente ridurre il CO2, abbattere i costi del guardaroba, facendo un win-win, come potete immaginare, un win-win per tutti. Lo stesso discorso si può applicare ovviamente nel settore industriale. Ci sono delle aziende che stanno cominciando ad andare a vendere l'uso dei prodotti, non più il prodotto. Sono sistemi complessi perché coinvolgono tanti soggetti, sono modelli di produzione ecosistemica che richiedono tanti attori. Non è così facile come la vendita e basta, però sono modelli che stanno prendendo piede e che porteranno da qualche parte. Adesso sono più modelli nel settore B2B, ma ci si aspetta che con questi modelli possano arrivare anche al B2C. Tutto va ripensato il modello di business, il valore, il prodotto, i processi, e soprattutto c'è il problema del fattore umano. Di fronte a noi abbiamo sempre più di un futuro. I futuri sono sempre tanti, almeno di tre categorie: quelli probabili, quelli possibili e quelli preferibili. Non è detto che quelli preferibili siano quelli probabili, e non è detto che i possibili siano quelli preferibili. Bisogna mettere insieme il probabile e il possibile per arrivare al preferibile. Oggi noi sappiamo che il probabile è uno schianto. Il possibile, quello che è possibile, ce ne sono tanti, tra cui uno dei possibili è anche quello che possiamo preferire, che è un po'
una via di mezzo tra quello che probabilmente è il possibile e quello che è il probabile, e che è questo nostro preferibile, che è quello, per esempio, che vi ho raccontato oggi, di un'economia dei servizi avanzati. La domanda è se siamo pronti, cioè se c'è l'attitudine. Con questa carrellata abbiamo visto che abbiamo la tecnologia, il concetto c'era già, il concetto c'era. Abbiamo la tecnologia, economicamente sono anche vantaggiosi, producono più utili. Il problema è se l'attitudine degli umani è lì. L'attitudine, noi vogliamo sganciarci da questa visione del possesso. La fortuna vuole che le nuove generazioni stiano andando in quella direzione, anche perché sono generazioni nate dal digitale, e le indagini fatte sulle preferenze, sul pay per use negli Stati Uniti evidenzia questo trend. Ormai più del 30% è verso l'uso rispetto al possesso. E bisogna che però mettiamo le nuove generazioni nelle possibilità di contare e di anche acquisire più potere dentro la società dal punto di vista anche dell'indirizzo politico ed economico, e di andare verso un futuro in cui bisogna far finire l'era del cowboy, dove tutto era a disposizione. Ormai siamo su un pianeta, siamo su un'astronave, siamo su un'economia appunto dell'astronauta, e tutto deve essere rigorosamente sotto controllo, e se tutto è sotto controllo e passiamo a un'economia d'uso, forse ce la facciamo. È un'economia, quella d'uso, dei sistemi avanzati, dei servizi avanzati, la cosiddetta servitizzazione, che fa sì che le risorse di ieri, o perlomeno quelle anche di oggi, ma anche quelle di ieri, quelle che sono nei prodotti che ho dato in uso, diventino risorse di domani, col vantaggio che diventeranno risorse di domani ai prezzi di ieri, perché sono sempre mie, sono mie del produttore. E questa è un po' l'idea, e questa però è un'idea che porta dietro la relazione. Dobbiamo dare valore economico non al prodotto, ma a tutto il processo che viene innescato, per cui le relazioni sono importanti, e tutto anche assume sempre di più una valenza sociale. Quello che si vede è che il digitale, l'internet delle cose, le AI stanno se scambiamo il modello, danno più importanza al valore sociale e all'ecosistema, contrariamente invece al modello industriale classico, che vede non nella relazione ma nella competizione il valore, e non tanto nel sociale ma nel mors tua vita mea il valore. Insomma, il digitale ha queste, come dice Peter Diamandis in The Age of Abundance, ha queste proprietà qui. La digitalizzazione, che è un fenomeno tra l'altro esponenziale, è parte dissimulata, non si vede, è un po' nascosta, anzi sembra addirittura che sia pericolosa, però quando arriva a dare dei cambiamenti li fa in maniera così dirompente, e li fa smaterializzando le cose, che alla fine diventano anche demonetizzate, per cui demonetizza, e se demonetizza alla fine democratizza, e qui permette una reale distribuzione della ricchezza nel pianeta. E con che velocità tutte queste cose possono avvenire? Possono avvenire molto velocemente, in realtà, se lo vogliamo. Questa è la famosa foto che molti fanno vedere del 1900, la Quinta Strada di New York, in cui c'è soltanto un'automobile, e poi la stessa foto della Quinta Strada nel 1913, in cui c'è soltanto una carrozza con i cavalli. Il cambio, la trasformazione da cavallo a auto si è consumata in 20 anni nel passato. Oggi dobbiamo fare tutto di corsa. Entro i prossimi 10 anni dobbiamo trasformarla tutta questa economia, se non anche entro i prossimi 5 anni. E se facciamo questa trasformazione, allora probabilmente quella idea di essere su un'astronave, di poter realizzare tutte le nostre ambizioni, forse possiamo anche realizzarla, e possiamo anche realizzare un futuro sostenibile per 10 miliardi di persone. E io mi fermo qui.